Le liste delle candidature per il rinnovo del Consiglio regionale saranno presentate formalmente tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, 4 settimane prima del voto. Si iniziano però già a scoprire alcune carte e nel centrodestra, in attesa del candidato presidente, una delle prime mosse ufficiali è quella del sindaco di Carmignano di Brenta. Finalmente Zai ha annunciato la data del voto, si voterà il 23 e 24 novembre. Io sarò candidato all'interno della lista UDC, nella coalizione di centrodestra, per mettere la persona al centro, forti dei nostri valori, partendo da temi importanti come le politiche sanitarie, sociosanitarie, il lavoro, l'impresa, i nostri giovani, il mondo del volontariato. 35 anni a dicembre, Pasqualon è stato vice sindaco dal 2014 al 2021, diventando primo cittadino col 60% dei consensi dopo le elezioni seguite alla prematura scomparsa del sindaco Alessandro Bolis. Nel 2022 è stato nominato vicepresidente di Avviso Pubblico, dal 2024 vicepresidente di Anci Veneto e anche presidente del Comitato dei Sindaci Distretto 4 Alta Padovana dell'ULSS 6. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo la festa nazionale dell'UDC svoltasi a Roma il 13 e 14 settembre sotto la guida del nuovo segretario Antonio De Poli e con la partecipazione anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.